Prima la siccità, poi il freddo fuori stagione e ora le piogge. Il clima impazzito di questo 2019 sta falcidiando le api, che muoiono a migliaia negli apiari di tutto il Veneto, mentre nei telai delle arnie che dovrebbero traboccare di miele ora non c'è proprio nulla. Questa è la situazione delle api in questo momento. Maggio, ma anche i mesi precedenti, stanno distruggendo gli alveari. Questo clima impazzito sta facendo danni enormi. Noi siamo venuti a vedere un apiario da vicino per capire cosa sta succedendo. In questo momento la situazione è drammatica perché siamo partiti da un febbraio-marzo asciutto, molto asciutto, per non dire quasi arido, no? E che non ha influito l'emissione da parte dei fiori del nettare. E poi è seguito un aprile e maggio disastroso con tutte ste piogge. Le api non trovano alcun nutrimento nelle loro ricognizioni e gli apicoltori devono nutrirle con sostanze zuccherine per non farle morire. Non trovano assolutamente niente. Le api anzi hanno bisogno di nutrirsi, perché all'interno di Un'Aria in questo momento ci sono 70.000 circa api e hanno bisogno di mangiare. Gli interventi degli apicoltori spesso non bastano e si arriva a morie devastanti per gli alveari. In alcuni apiari della zona ci sono state delle morie del 30-40% di arnie intere. E se perderemo le api, ecco cosa potrebbe succedere. Senza le api, non so io che lo dico, ma dopo 4 anni che è scomparsa l'ultima ape, l'uomo è destinato a scomparire o a morire, insomma. No. Non resta che sperare nell'arrivo della bella stagione, con le fioriture e temperature più miti. Ma quel che sta accadendo è il termometro di una situazione che rischia di sfuggirci definitivamente di mano.